Bene mister, ha voluto bilanciare la partita di domenica scorsa dove abbiamo sofferto molto e ci ha fatto venire il batticuore. Oggi una partita diciamo messa subito al sicuro con le 2 reti di McCann, però insomma non bisogna mai stare tranquilli sul 3-0, infatti loro hanno fatto il 3-1 e per poco facevano anche 3-2 dopo il Portogallo insomma ha dilagato. Un Portogallo irriconoscibile rispetto a domenica scorsa, molto ordinato, ben messo in campo, ha fatto pressing, una partita perfetta. Oggi avevamo bisogno di risposte, io ma anche tutta la squadra, perché dopo la prestazione di domenica dove c'è da esaltare e da esaltarsi per la rimonta fatta, c'era bisogno di avere noi all'interno dello spogliatoio risposte dal punto di vista dell'organizzazione, come ha detto lei, del risultato, della disponibilità, della coesione di intenti e secondo me le risposte sono arrivate oggi. È chiaro che merito grande va alla squadra, sicuramente, se devo essere proprio il puntiglioso come piace essere me, perché preferisco sempre cercare il pelo nell'uovo, possiamo dire che l'unica cosa che magari non possiamo migliorare sono le munizioni, ma qua è un argomento in cui non voglio più entrare per come sono venute ed anche i 2 gol presi, perché sinceramente sono stati un po' 2 ingenuità. Sì, 2 ingenuità che una squadra come la nostra non deve permettersi, e abbiamo visto che anche con lo Spinea, che comunque è una buona squadra. Sì, perché fare un 7-2 contro lo Spinea che ha mostrato individualità tecniche ma anche di squadra buone, insomma Sì, vuol dire che la squadra del Portogallo c'è. Assolutamente, non avevamo dubbi, o perlomeno fino a domenica non li avevamo, quindi quella prova di domenica scorsa l'abbiamo messa nel cassetto, quindi ci teniamo la prova d'orgoglio, il carattere, la determinazione. È chiaro sull'aspetto della gestione dei primi minuti l'abbiamo messa nel cassetto. I cambi hanno dimostrato una volta ancora che insomma sono affidabili, chi è sceso in campo voleva mettersi in mostra, ha fatto bene, insomma oggi è girato tutto bene e dobbiamo continuare così anche al Mecchia domenica prossima. Assolutamente, questa è la strada che dobbiamo percorrere se vogliamo arrivare lontano, ma a prescindere da dove arriveremo, voglio ed esigo, perché voglio che venga trasmesso alla squadra questo, ma anche all'ambiente, che il Portogallo, finché ci sarò io, vuole giocare per vincere e per migliorarsi sempre, non c'è mai un punto di arrivo, anche oggi non deve essere un punto di arrivo, ma dobbiamo lavorare per migliorare ancora, assolutamente. Allora chiudo con una piccola domanda insidiosa. Ha strapazzato i suoi in settimana? No, assolutamente. La lettura che ho dato alla partita di domenica è che la squadra era un po' contratta, un po'... e probabilmente quando succede vuol dire che merito ed è merito è sempre anche l'allenatore che è davanti a loro e che è responsabile di loro. Quindi ho lavorato fondamentalmente su dare un po' di serenità alla squadra, ovviamente abbiamo lavorato su ciò che non andava, però mi sembra che le soluzioni sono state trovate. Sì, beh dai, abbiamo ottenuto un grande risultato. Bene, grazie mister. Grazie a lei.